Buon pomeriggio, da parte di Franco Seghetto siamo su Teleuropa Network con Replay, siamo arrivati a lunedì 25 gennaio 2021, si è giocato in Serie A, ha perso il Crotone a Firenze per 2-1, due pareggi in Serie B, la Regina Crotone vinceva per 1-0 con un gol di Fololuscio a Frosinone, poi ha subito il pareggio ad opera della squadra di Alessandro Nesta, 0-0 del Cosenza al San Vito Marulla contro il Pordenone, l'11° pareggio di questa stagione, mentre in Serie C ha vinto il Catanzaro sul Potenza per 1-0 con un gol di Curiala, ha pareggiato invece la Vibonese per 1-1 contro la Cavese di mister Sasà Campilongo. Buon pomeriggio Stella Battaglia. Ciao Franco, buon pomeriggio a te. Amici sportivi, buonasera e benvenuti all'immancabile appuntamento di Replay, in onda ogni lunedì su Teleuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Mi scuso per la mia assenza dello scorso lunedì, ma come vedete oggi sono ritornata negli studi per commentare insieme a voi i risultati e la classifica delle calabresi chiaramente impegnate nel campionato della 19ª giornata di Serie A Team, Serie BKT e Serie C. Una partita di sacrificio, quella della Cosenza, un punto pesante conquistato con un uomo in meno per tutta la ripresa. C'è da dire che grazie alle parate di Falcone i silani hanno tenuto guardia in campo. Di questo e di altro oggi ne parleremo con i nostri ospiti studio che vado subito a presentare. Mister Gianluca Gagliardi. Grazie. Salve, mister, con noi perché c'è stato anche la settimana scorsa e quindi avevamo bisogno anche oggi di lui per analizzare dal punto di vista tecnico-tattico le gare di Cosenza e diamo un benvenuto particolare a Francesco Pirillo, giornalista. Ciao Francesco. Ciao Francesco, grazie per essere qui con noi. Allora, mister, vogliamo andare a vedere prima i risultati delle classifiche che ci legge subito Stella Battaglia della Serie B con la relativa classifica generale, perché poi faremo un bilancio di quello che è successo al Cosenza, che chiude il girone di andata con 17 punti, e alla Regina che chiude sempre, che arriva al giro di boa con 18 punti. Vedremo quante vittorie hanno totalizzato entrambe, in casa e in trasferta. Vi dico già che il Cosenza non ha mai vinto in casa in questo girone di andata, ha vinto solamente 2 volte in trasferta ad Ascoli e a Frosinone. Vai Stella con i risultati, grazie a Renzo Leonetti dalla regia. Sì, allora i risultati della 19ª giornata di Serie BKT. Abbiamo visto in campo Ascoli Chievo terminata 0-0, Cosenza Pordenone 0-0, Cremonese Spal 1-1, Frosinone Regina 1-1, Lecce Empoli 2-2, Reggiana Vicenza 2-1, Salernitana Pescara 2-0, Venezia Cittadella 1-0, Virtus Entella Pisa 2-1, Brescia Monza si giocherà in posticipo. Abbiamo invece la classifica, vediamo se la manda la regia, altrimenti la leggo da qui. Eccola qui, al comando troviamo sempre l'Empoli con 38 punti, a seguire Salernitana 34, Cittadella Spalla 33, Monza 31, Lecce 30, Chievo 29, Pordenone Venezia 28 punti, Frosinone 27, Pisa 23, Brescia Vicenza 21, Cremonese 19, Reggiana 18 punti, Cosenza Virtus Entella 17, Pescara 16, chiude la classifica l'Ascoli con 14 punti. La parola a te Franco. Sì, grazie. Prima di metterci in contatto con il nostro primo ospite, allora un giro subito, un minuto a testa per Gianluca Gagliardi e per il collega Francesco Pirillo. Vai, Cosenza. Ma in generale vorrei sottolineare che mai come quest'anno non ricordo almeno una classifica così veritiera, tra virgolette, perché non vedo squadre sia in alto che in basso che hanno deluso o si possa denominare una sorpresa, eccetto il Cittadella che ormai è una conferma, oppure la Regina sotto che si aspettava qualcosa in più dal punto di vista della classifica. È un campionato che è ripartito quasi sulla scia del finale dell'anno scorso, tant'è vero che nelle ultime posizioni troviamo 4 squadre che hanno terminato laddove avevano finito, insomma, il campionato scorso, vale a dire Pescara, Cremonese, Ascoli e Cosenza stesso. E Lentella. Ce le ritroviamo laddove avevano lasciato. Il Cosenza purtroppo paga, tra virgolette, questa mancata vittoria in casa che si ripercuote sia a livello psicologico sia a livello chiaramente di classifica. Costringe, tra virgolette, a giocare un po' con affanno le partite in casa, sperando appunto che si possa sbloccare e possa dare
possa avere quella marcia in più per risalire. Poi parleremo naturalmente di calciomercato con il nostro Attilio Malena più tardi, perché tanti telespettatori ci scrivono. Vuoi ricordare intanto il numero di WhatsApp, Stella? Sì, certo, per poter interagire con noi chiaramente in diretta potete scrivere al numero WhatsApp 345 921 12 21. E allora, Francesco Pirillo, hai sentito quello che ha detto in questo momento mister Gianluca Gagliardi? Dimmi una battuta sul Cosenza e poi parleremo anche della Regina. Ma il Cosenza penso che, fatta eccezione per qualche partita che forse non è stata interpretata nel migliore dei modi, rispecchia purtroppo quello che è stato un pochettino l'andamento del campionato e un pochettino poi quella che è stata la fase di calciomercato, fra virgolette estiva, nel senso che poi la squadra della prima parte di campionato purtroppo non ha dato quelle garanzie che un po' tutti si aspettavano e che probabilmente anche il tecnico sperava di trovare in questo gruppo di giocatori. I risultati poi alla fine fanno la somma totale. Se non hai mai vinto una partita in casa, un motivo ci sarà. Cercheremo di scoprirlo e di capirlo. Se hai quei punti in classifica, un motivo ci sarà. Se sei stato costretto nella finestra del mercato di riparazione quasi a rivoluzionare quella che è la rosa, magari anche purtroppo anche condizionata anche dall'infortunio di Bittante, quindi che costringerà. Sì, a proposito di Bittante, scusami Francesco se ti interrompo, perché Stella abbiamo una nota del Cosenza Calcio su Bittante. Però credo che abbiamo prima la telefonata. Non mi interessa, dai, ne parliamo dopo. Vai che è importante Bittante, la telefonata può aspettare, vai. Va benissimo. Vado subito a leggere la nota che ci è stata inviata in PDF oggi. Allora, le condizioni di Luca Bittante. La società Cosenza Calcio informa che il calciatore Luca Bittante, in seguito all'infortunio occorsogli durante la gara con il Pordenone, è stato sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato l'interessamento del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Le condizioni del difensore rossoblù saranno valutate nei prossimi giorni per stabilire le idonee terapie, il percorso riabilitativo e i tempi di recupero. Insomma Francesco, mi pare che ecco perché ho dato priorità alla nota, perché facciamo aspettare un attimo, perché i tempi saranno lunghi, diciamolo, ai noi dispiace per il giocatore, un in bocca al lupo da parte nostra, di tutta la redazione a Bittante per una pronta guarigione, però mi pare che la nota sia abbastanza chiara. Sì, quindi legato pure all'infortunio di Bittante, il Cosenza sarà costretto, oltre alle operazioni che ha già definito, a doverne fare almeno altre 2/3 per cercare di puntellare un organico che come abbiamo detto prima, fino a questo momento purtroppo non ha dato le garanzie che un po' tutti si aspettavano, soprattutto dopo il finale esaltante della scorsa stagione. Ci auguravamo che l'errore fatto l'anno scorso di dover rincorrere, no? Di dover rattoppare quello che era stato quelle che erano state delle scelte non felicissime nella prima parte di campionato, l'errore non venisse ripetuto. Purtroppo è stato ripetuto e adesso dal mercato di riparazione si cerca nuovamente di porre rimedio. Ok, allora, vai Stella. Dovremmo essere collegati e dovremmo avere la telefonata del direttore sportivo Danilo Pagni. Ciao Danilo, ci sei? Buonasera. Ciao Danilo, buon pomeriggio. Buonasera a te, grazie per aver accettato il nostro invito. Danilo, allora io c'ho mister Gagliardi qui, non so se sei in città, a Castrovillari, dalle tue parti o a Roma, non lo so dove sei. E Francesco Pirillo, il collega giornalista, stavamo facendo un'analisi naturalmente di questo giro di boa del Cosenza che è chiuso a 17 punti e la Regina a 18. Cosenza però c'è una macchia che si porta dietro, che è quella di non aver vinto mai in casa. Si stava parlando proprio di questo. Ma innanzitutto saluto gli ospiti, in particolare a Franco Gagliardi, una persona alla quale sono molto affezionato, persona che... Ti puoi avvicinare per cortesia Danilo un po' di più al telefono? Mi sentite? Adesso sì, perché piove a catenelle. Niente, volevo abbracciare virtualmente a Franco Gagliardi, amico di... No, veramente Gianluca Gagliardi. Ah, Gianluca Gagliardi. Sì, perché c'è un'omonimia, capito? Tra Franco Gagliardi che salutiamo e Gianluca Gagliardi.
Va bene, che è qui con noi in studio. Ok, niente, per quanto riguarda il Cosenza che non vince in casa, non sono io a scoprire le problematiche delle squadre che non vincono in casa, soprattutto quando in questo periodo di Covid che i fattori esterni incidono parecchio secondo me, quando parliamo di adrenalina, perché giocare al San Vito è sempre adrenalinico e per i giocatori veri insomma è un vantaggio, per quelli ai quali la palla scotta è un altro discorso, però in genere quando non vinci in casa significa che tu non riesci a scardinare le squadre che sono ben combatte, perché oggi la gran parte delle squadre pensano a non prenderla perché gli esoneri degli allenatori fioccano, quindi c'è tanta paura, c'è tanta precarietà e c'è poco coraggio, quindi io penso che il motivo sia questo, al di là che è noto che al Cosenza mancano giocatori da doppia cifra davanti, l'abbiamo sempre detto, non dobbiamo essere retorici, è arrivato Trotta che è un giocatore che ecco, parlami di Trotta. Ma Trotta, la storia parla per lui, è un ragazzo che da piccolo ha incominciato a girovagare anche all'estero, quindi è un ragazzo formato, un ragazzo che forse l'anno di Crotone, è un giocatore che sicuramente va ad aumentare la caratura, lo spessore tecnico del team, però non è un attaccante che va a doppia cifra, va a potenziare un reparto sia dal punto di vista della personalità, che è fondamentale, sia dal punto di vista della qualità, però non è un cecchino, attenzione, poi io gli auguro, ma col cuore, ma veramente, che faccia una caterva di gol, però sì, la sua storia, il suo score dice che non è un cecchino, ma il Cosenza si è migliorato, leggiamo anche di Romulo, io lo conosco dai tempi del Cruzeiro, facevo l'alternativa a Jonathan, lo volevo portare al Chievo, purtroppo quell'anno Sartori ebbe un problema familiare, io andai alla Salernitana e fu Lesto Corvino a portarlo a Firenze. È un giocatore che attualmente è svincolato, che sicuramente potrebbe accrescere il livello della personalità di questa squadra, no? Mi auguro che arrivi e mi auguro che stia bene. È già arrivato perché la società lo ha ufficializzato, così come aspettiamo ad ore l'ufficializzazione anche del centrocampista Alberto Gerbo, che dovrebbe appunto... Vabbè, Gerbo è un altro buon giocatore, ma quindi Romulo arriva? Romulo ancora non lo sappiamo, stiamo cercando di capire alcune dinamiche, perché col discorso di Bittante, hai sentito poco fa che la nostra Stella ha letto la nota della società, siamo un po' tutti dispiaciuti per questo grave infortunio a Bittante, abbiamo fatto in bocca al lupo. Penso che a questo punto tra sinistra e destra, secondo me, il Cosenza, come diceva anche il collega Francesco Pirillo, ha bisogno di due giocatori, non solo di un esterno. A sinistra parlate di esterno, io ho visto che probabilmente con l'arrivo di Durmisi a Salerno ci sia Walter Lopez in uscita, io la coglierei, parlo da tifoso anche perché Stefano Trinchiero non ha bisogno dei miei consigli, però un caratteriale come Walter Lopez, un giocatore in uscita che non gli rinnovano il contratto, arriva Durmisi dalla Lazio, magari arrivasse Walter Lopez a Cosenza e Romulo. Noi perché... seguiremo questa settimana, che è la più importante, Danilo. Comunque dimmi qualcosina di questi 18 punti della Regina. C'è stato il cambio di panchina da Mimmo Toscano a Baroni. Non era un problema tecnico, non è un problema tecnico, dice... Assolutamente, io sono due ottimi allenatori, ognuno dei quali ha avuto i suoi up and down. E che è successo secondo te a Reggio? È una squadra tecnicamente sopravvalutata. Io quando ho letto di Plizzari, il nuovo Buffon, Plizzari ha tutta la mia stima, lui è il suo agente, il Milan, ma dobbiamo essere più cauti nel dare giudizi. Voi che siete dei giornalisti esperti, che dove avete visto la vera, siete dei grandi giocatori della Serie B, non si può dire che Plizzari è il nuovo Buffon, ma che siamo, o il nuovo Donnarumma, ma qua diamo i numeri. Una rondine non fa primavera, e questo vale per i direttori sportivi, vale per gli allenatori e vale per i calciatori. Giusto. Quindi è stata sopravvalutata la squadra, la società ha esonerato l'allenatore perché l'allenatore è sempre l'anello debole. E che cosa sta succedendo? Come il Parma esonera Liverani, ok, i risultati non arrivavano, viene da Versa che ha fatto bene prima, giocava in contropiede con un Gervinho illuminato,
Oggi leggo il giornale, D'Aversa dichiara a fine partita il mercato è la nostra salvezza. C'era bisogno di D'Aversa per capire che ci volevano i giocatori a Parma. Quindi Benissimo. Non fa primavera. Grazie a Danilo Pagni per essere stato con noi e grazie per la disponibilità. Stella Battaglia, cominciamo subito in attesa di Attilio Malena e poi Giusva Branca da Reggio Calabria. Sentiamo subito i primi WhatsApp che arrivano. Sì, certo. Allora, senza un centrocampista, un difensore, un centrale difensivo e soprattutto un attaccante non riusciamo a vincere. Dice Francesco Piril, giustamente una mezza squadra, vai, vai. Siamo destinati alla C. Alla C? Sì, così dicono. Alla Serie C? Alla Serie C. Addirittura. Una squadra molle senza cambio di ritmo, ma dove vogliamo andare? Stiamo sempre a soffrire durante le partite. Che negatività pure oggi, Francesco. Ogni sono un po' settimana negativi. tutti negativi per Sì, la maggior poi parte, ma cerchiamo di essere un po' positivi, no? Sì, infatti, sempre positivi. Poi c'è un telespettatore che ha fatto il sondaggio di tutti i calciatori che hanno scadenza contratto 30 giugno 2021. Del Cosenza? Sì, del Cosenza, e quindi vuole giustamente specificare dove andiamo con questi giocatori che hanno la loro scadenza il 30 giugno e ha menzionato tutti i calciatori. Allora, dopodiché parlano dell'arbitraggio, continuano a parlare dell'arbitraggio. C'è stata una nota del Presidente Guarascio ieri che parlava proprio del VAR, ma è un suo cavallo di battaglia. Salutiamo il Presidente Guarascio, so che infatti segue. dice, ma lo vuole Scusami Stella, sì. C'è una nota in cui parla del VAR ed è d'accordo con Balata perché prima arriva questo benedetto VAR in Serie B, meglio è per tutti. Sì, infatti dice questo telespettatore, ma lo vuole dire qualcuno che abbiamo gli alibi degli arbitraggi pazzeschi. Io sì, continuo a parlare di questo e di quelli, signori gli arbitri, ci vogliono fare retrocedere. Lo vede pure un neonato, ma tutti negano questa vergognosa verità. E poi vabbè, stanno ancora continuando a scrivere, magari benissimo, li leggo dopo. ne vediamo dopo. Allora, hai sentito quello che ha detto Gianluca? Non so se fra qualche minuto dobbiamo andare in pubblicità, se riusciamo ad avere Attilio Malena tra qualche momento. Quello che ha detto Danilo Pagni, dice a Reggio Calabria, sapevano tutti che c'era un po' di, diciamo così, come dire... Sì, ne abbiamo parlato noi in trasmissione. Una squadra sopravvalutata, eccetera. Più che sopravvalutata sono state le aspettative che sono andate oltre quelle che doveva essere la logica, perché quando si parte in un campionato da neopromossa si deve avere l'umiltà di ragionare da neopromossa, quindi il tempo e i risultati iniziali, quella che poi ti danno la spinta, quella che ti dà un po' di autostima e di coraggio, non l'ha aiutato inizialmente alla regina. Vogliamo salutare Ciccio De Rose che è andato a Palermo e ieri ha giocato perché si è trasferito al Palermo. Il nostro amico Ciccio, un in bocca al lupo. In bocca al lupo. Stavo dicendo, per concludere, la regina anche con Toscano non è mancata nelle prestazioni, anzi inizialmente ha pagato a caro prezzo alcune ingenuità individuali. Io mi ricordo una su tutta Tendella, una partita già vinta e doveva essere stravinta, pareggiata al 94esimo sul rigore. Quindi sono d'accordo che il cambio è stato dovuto perché nel calcio si paga sempre l'allenatore, ma non per una colpa principale. E allora, abbiamo qualcos'altro? Se no giriamo ancora a Francesco poi... il discorso Regina. Francesco, sì. E poi ci sono tante domande che arrivano anche sul mio numero personale sul Cosenza che vorrei girare ad entrambi. Ma la Regina, il discorso della sopravvalutazione è in linea con quello che è stata la programmazione di Gallo anche negli anni della Serie C, spendere tantissimo, portare dei nomi che in un campionato come la Serie C, che quello vinto parlo, con la sospensione e tutto quanto, è il risultato positivo. Poi sai, quando c'è il salto di categorie e ti vai ad affidare a gente che il campo non lo vede da qualche anno, come Menez o come altri giocatori, aspettarne uno è un conto, doverne aspettare tanti e magari dover farli giocare sotto condizione o senza condizione in un campionato come la Serie B, dove abbiamo visto che probabilmente di tecnica vera e propria ce n'è poco, ma c'è tanta fisicità e tanta corsa, poi alla fine questo tipo di situazioni le vai a pagare a caro prezzo. Purtroppo ne ha fatto le spese Mimmo Toscano, che secondo me fra tutte le esperienze di carriera questa era l'unica che magari avrebbe voluto evitare, anche perché poi è la sua città, la squadra che lo ha lanciato anche dove vive la sua famiglia. Sì, anche come calciatore, però quando
è come lo stesso discorso del Cosenza. Oggi leggevo che volevano dare via Bellomo, hanno dato via De Rosa, quindi stanno di fatto smantellando tutta quella che era la Regina, che ha centrato la promozione dalla C. Sì, l'errore è quello. L'errore solitamente nel calcio, voglio dire, la squadra che vince poi con 3-4 innesti dovrebbe far bene anche nel campionato, diciamo, superiore. Se tu poi smantelli una squadra, mantenendo quella fame e quella voglia che ti hanno portato in B, bravo, come è successo al Cosenza il primo anno, che comunque, voglio dire, sulla scia della promozione ha fatto un buon campionato. non so se dobbiamo... Mister Gagliardi, chiedo scusa, secondo te Trotta è l'attaccante giusto per il Cosenza? È l'attaccante che c'è bisogno, ha bisogno il Cosenza, ma non, secondo me c'è bisogno, come l'ha chiamato Pagni, del cecchino, nel senso che Trotti è un ottimo giocatore che lega i Ma è reparti. più una prima punta o una seconda punta? È una seconda punta. Perché io ricordo che a Crotone giocava con Falcinelli. Sì, è una coppia era seconda Falcinelli, punta Trotta. di quantità, perché è uno che non lesa in energie, uno che va a pressare dappertutto, che rientra, gioca con la squadra, però i numeri dicono che non è mai stato un goleador, non ha mai finito, se non una volta, se non sbaglio, in doppie cifre, quindi significa che poi bisognerà vedere se Occhiuzzi vuole continuare su queste due mezze punte o comunque due falsi nueve, come si dice adesso, Sì. ma con Trotta c'è bisogno, secondo me, di un altro attaccante. Stella. Francesco, invece per te l'inserimento di Ba, nato dall'emergenza al centrocampo, comunque ha disputato una buona partita. Pensi possa avere altre occasioni? Ma io non lo so, non è un giocatore che mi sembra dia grandissime Come l'hai visto garanzie. tu? Ma l'ho visto, diciamo, tecnicamente valido. Però ha fatto una buona partita, voglio dire, tutto forse non sommato. ancora pronto per determinate categorie. Magari portare sulle spalle tutto il peso del centrocampo. Ma era un centrocampo, voglio dire, che era... affiancarlo a qualcuno con maggiore esperienza. Allora sì, comunque si vede che la tecnica ce l'ha. Sì, tecnicamente un giocatore valido, però forse deresponsabilizzarlo un pochettino potrebbe essere. Con tutto il rispetto per chi ha giocato, insomma, era Corsi che era stato adattato, però se ci metti un Petrucci, se metti uno Sciaudone, lì, o Gerbo stesso, voglio dire, è chiaro che la differenza la può fare. Franco, Perché uno che... perdonami un attimo, Prego. andiamo qualche secondo in pubblicità. Se state uscendo da casa, seguiteci in live su www.tenonline.tv. Torniamo subito. Allora, secondo giro, Stella di replay, seconda parte, non so che abbiamo al telefono, vediamo un attimino cosa ci propone la regia. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti, ben trovati. Ah, Attilio Malena, ti abbiamo finalmente pescato, Attilio, aspettavamo tue notizie perché qui ne arrivano di ogni motivo, ecco. Stavo leggendo praticamente Dionisi Allascoli, poi... Pronto? Sì, vi sento forte se ti avvicini, ecco, stavo dicendo che arrivano tantissime notizie in questa giornata nel corso della quale è entrato nel vivo il calciomercato. Allora, a te subito pensieri e parole, vai. Sì, è un mercato sicuramente che sta entrando nel vivo, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti. Tu, Franco, parlavi di Dionisi, ma non è l'unico attaccante che sta entrando nel giro. Sì. Al stretto giro di posta arriverà la scelta di Pietro Iemmello tra Regina e Frosinone, più Frosinone dalle notizie che arrivano e che è in nostro possesso. La Regina che si sta guardando intorno alla ricerca comunque di un centravanti di un certo livello. Registriamo anche un sondaggio degli Amaranto nei confronti di Galabinov, obiettivo per il momento poco realizzabile, e i nomi che stanno girando sono realmente molti e tanti. Volpi accostato alla Regina, non ci sarebbero comunque particolari riscontri. Un altro attaccante che potrebbe e vuole tornare in Italia è Levan Vicelizze ex Empoli, proposto a diverse società di Serie B, per cui stiamo entrando nei giorni caldi, stiamo entrando nei giorni della chiusura in un mercato veramente complicato. Senti, Montalto, c'è possibilità che vada a Reggio? Dal Bari? È fatta, si è sbloccata proprio in queste ore, è tutto fatto tra la società Amaranto, fortemente voluto da Marco Baroni, in uscita da Bari, il Bari che oggi ha accolto Pietro Cianci, un altro attaccante in uscita da Potenza, e uno scambio che doveva concretizzarsi con Nicola Bellomo inizialmente. Per il momento Montalto andrà alla Regina, mentre per quanto riguarda Nicola Bellomo per il momento non ci sono i margini per un eventuale ritorno in Puglia, ma sicuramente un calciatore che piace alla formazione
guidata da Gaetano Auteri, però per il momento resta Reggio Calabria, visto che la Regina dovrebbe comunque prendere poi successivamente un sostituto. Andiamo in casa Cosenza, dove purtroppo ci sono le condizioni di bittante, abbiamo letto la nota, gli abbiamo fatto un in bocca al lupo, gli auguri naturalmente da parte della nostra redazione per una pronta guarigione. Mi pare che allora il discorso si debba allungare a livello di acquisti e di entrate. Assolutamente, assolutamente, il Cosenza che aspetta una risposta a stretto giro entro le prossime 48 ore di Romulo. Su Romulo c'è anche il Monza, ma la priorità per il calciatore sarebbe quella di tornare a giocare con una certa continuità. Questa è la richiesta del calciatore al suo entourage, per cui entro 48 ore il Cosenza aspetta e confida in una risposta, filtra cauto ottimismo. Oggi dovrebbe essere comunque il giorno di Gerbo, dopo Marcello Trotta arriverà un altro attaccante. Occhio alle occasioni degli ultimi giorni per quanto riguarda Luca Bittante, un grande in bocca al lupo anche da parte mia, ma segnaliamo anche la possibilità che si può aprire dal mercato che il Cosenza possa cercare il difensore, per cui è un mercato ancora molto molto lungo quello del Cosenza, indipendentemente da quello che arriverà. Senti un po', per quanto riguarda la C invece Catanzaro e Vibonese? La Vibonese non ha fretta per ora sul mercato, attende gli ultimi giorni per capire eventualmente se c'è la possibilità di fare qualcosa davanti dopo un arrivo comunque importante di un classe 2001 dalla Bulgaria. Per il Catanzaro Pinna, ex Cosenza, addirittura d'arrivo da Arezzo, firmerà un contratto fino al 2023, mentre per quanto riguarda l'attaccante il Catanzaro prepara un doppio colpo. Puppone resta sempre nel mirino, anche se prima la Casertana deve trovare un sostituto blindato per il momento Curiale, ma è un Catanzaro che cerca due attaccanti, uno di questi dovrebbe comunque essere, nonostante tutto, alla fine Puppone, per un mercato, ripeto, che anche per il Catanzaro regalerà dei colpi di scena importanti. Grazie Attilio, dovremmo collegarci con Giusva Branca che mi segnala che è impegnato diversamente. Vediamo Enzo Leonetti se riusciamo a sentire Giusva Branca a Reggio Calabria. Facciamo un giro, avete sentito quello che ha detto sia sul Cosenza che sulla Regina Attilio Malena, mister? Sì, se ho capito bene parlava che il Cosenza comunque cerca questa altra punta da affiancare eventualmente a Trotta o da avere come alternativa e me lo auguro. Allora, da questo punto Romulo, penso... te lo ricordi tu che sei uno juventino? Sì, no. Chi segue il calcio sa che Romulo è un giocatore che ha calcato i campi di Serie A, quindi ha vinto uno scudetto con la c'è Juve, poco ha vinto da con la Lazio. Sì, però non lo so se quello che adesso insieme a Gerbo possa essere utile o meno, nel senso che io ritengo che c'è bisogno di uno che dia un'alternativa a sinistra vera e soprattutto possa... Vero. Dico vero pure io, no? Sì, è vero. Perché il ragazzo ancora non dà quelle certezze che il Cosenza si aspetta lì in quel ruolo, che è importante. Se dice, mister, per te una domanda, il nostro amico Elio Principato che ti dice non sarebbe il caso di passare praticamente al 4-4-2 o Chiuzzi? Non lo so e non penso, perché comunque allora, dobbiamo fare due ragionamenti, Franco. Uno è dal punto di vista, ecco, per rispondere al nostro amico tattico. Dal punto di vista tattico la squadra nelle due fasi, soprattutto in quella difensiva, è stata eccellente. Nella fase offensiva crea ma non realizza. Quindi fermiamoci al dato puramente tecnico. Mister, mettiamo due attaccanti e vediamo un po' che succede. Mettiamo due attaccanti e vediamo che succede. Vediamo Buon pomeriggio a Giusva Branca. Sì. Scusa Giusva, stiamo andando di corsa sia per te che per noi. Ci sei? Sì? Pronto? Sì, eccoci. Ah, eccoci qua. Dicevo scusa, però la scaletta è un po' così, insomma, oggi un po' sta slittando anche come tempi, come tempistica. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Giusva 18 Grazie punti, a voi, dice, oggi stiamo parlando praticamente del bilancio della prima parte di campionato, 17 punti ha girato il Cosenza, 18 la Regina con un cambio di panchina. Cosa vogliamo dire della Regina, un bilancio su questa prima parte di campionato? Io credo che il bilancio non possa che essere negativo rispetto a quelle che erano le aspettative della piazza rispetto agli obiettivi
in estate, perché poi è corretto dire che poi ultimamente intorno a Natale sono stati fortemente ridimensionati, ma rispetto agli obiettivi dell'estate dati dal Presidente il bilancio non può che essere fortemente negativo, visto che una squadra che doveva lottare tra le primissime secondo il Presidente si ritrova ad avere fatto meno di un punto a partita. È chiaro che le cose sono cambiate, il club ha fatto ammenda rispetto a certe valutazioni superficiali, adesso sta provando a fare ammenda anche sul mercato e con questa incredibile quantità di movimenti in entrata e in uscita tra gennaio e la scorsa estate, prova a mettere una pezza e a rifondare una squadra che non può più avere quelle caratteristiche secondo le quali, sbagliando, doveva lottare tra le prime, ma adesso serve allestire una squadra da trincea e naturalmente il club è al lavoro per cercare di farlo. Abbiamo sentito poc'anzi da Attilio Malena che è arrivato a Montalto, è già fatto a Montalto come diciamo attaccante, però penso che la Regina... Montalto, la Regina sta praticamente, per una serie di motivi che non stiamo qui a dire anche perché sono ben noti, sta giocando senza attaccante. Questo è un fatto, ha giocato con Menez centravanti, aveva giocato con Rivas centravanti, in situazioni veramente più che in emergenza. La Regina serve come il pane, uno, probabilmente due, dovrebbe arrivare anche Petrelli, il giovane di proprietà della Juventus, due attaccanti, adesso non servono anche perché non ce n'è centravanti che chissà quanti gol ti facciano, ma insomma serve gente navigata, gente che sappia avere i movimenti del centravanti, che ti faccia anche magari nel girone di ritorno quei 5, 6, 7 gol per provare a salvarsi, perché così facendo la Regina fa una fatica bestiale ad arrivare in porta. In aggiunta, secondo me, servirebbero anche due centravanti. Senti Giusva, ci sono due domande per te, la prima è della nostra Stella Battaglia, poi mister Gianluca Gagliardi vuole porti una domanda. Vai Stella. Ciao Giusva, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Volevo farti una domanda, il cambio in panchina tra Toscano e Barone, cosa ha dato in più alla Regina secondo te? La Regina ha cambiato completamente il modo di giocare, perché il modulo di approccio, ma non è soltanto un discorso di numeri, proprio la filosofia è molto diversa tra Baroni e Toscano. Questo comporta però delle novità grosse, perché l'organico era stato costruito per ben altre squadre, con ben altro tipo di gioco, e al di là del fatto che poi alcuni singoli abbiano deluso, adesso la squadra va ritarata rispetto alle novità proposte da Baroni. Sono già arrivati con Montalto 5 calciatori, un altro paio dovrebbe arrivare, sai, cambiare 7 giocatori a gennaio, oltre che bocciare clamorosamente, autobocciare la campagna acquisti dell'estate, non è facile sul piano dell'assemblaggio. Sentiamo Gianluca Gagliardi, poi lo lasciamo andare Giusva. Grazie. Buonasera, intanto una battuta, io conosco Montalto, al di là dal punto di vista tecnico è una testa calda, quindi sono curioso di vedere come andranno d'accordo con Menez. Benvenuto a Montalto allora, capita nel posto giusto. Dal punto di vista invece mi lego alla domanda che ha fatto prima Stella. C'è stato un cambio sì dal punto di vista tattico, ma secondo me più legato a dare un po' di tranquillità e sicurezza alla squadra alla ricerca di quel famoso risultato di cui ha bisogno una squadra che lotta per non retrocedere. C'è stato anche un cambio di uomini, soprattutto sugli esterni, portando Liotti più avanti, eccetera, eccetera. Cosa si aspetta il pubblico, la tifoseria da questo punto di vista e come la vede lei, se può essere un giusto cambiamento oppure, come ha detto, il cambio rispetto ai giocatori che ha a disposizione non produrrà i risultati sperati? No, io non so se produrrà o no, il problema è che girare sopra una squadra a gennaio è sempre complicata. Rispetto a Baroni, sai qual è la verità? La verità è che la coperta è corta, diciamocelo chiaramente. Quindi Baroni cosa ha fatto? Ha dato più equilibrio alla squadra, ha messo un difensore in più passando la difesa a 4 esatto. E la squadra non arriva più in porta. Se è più compatta, gioca più di squadra, ma in porta non ci arriva più. Questo è il fatto. Cosa si aspetta la gente? La gente è confusa perché alla gente era stato fatto credere che il club avrebbe fatto una volata anche quest'anno tra le prime, non è stato così, per carità si sbaglia, niente di irreparabile, ci sono fior di club che sbagliano la stagione tutti gli anni, il presidente ha fatto ammenda, solo che la gente adesso è un po' confusa e anche un po' spaventata, perché a fronte di tutti questi cambi che anche la gente sa perfettamente, perché Reggio è una piazza importante, il calcio lo conosce, anche la gente sa perfettamente che questi cambi ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo, quindi la gente lo sa, questa è spaventata perché si chiede
se questa squadra ha le caratteristiche strutturali, mentali e caratteriali per calarsi adesso in una lotta salvezza che, come voi ben sapete, è un'arma, è una lotta al coltello in cui le qualità tecniche spesso vanno messe in secondo piano. Grazie a Giusva Blanca, ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che la Regina giocherà in posticipo il prossimo lunedì, vedremo poi il turno esatto contro la Salernitana di mister Castori. Grazie Giusva. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Giusva. Allora Stella Battaglia, abbiamo vai con i qualche messaggi messaggio? che ce ne sono tanti. Salutiamo, dicevo, Elio Principale che ti ha chiesto il 442, l'hai spiegato, poi mi chiedeva come mai Pagni praticamente non è d'accordo sul fatto che i tifosi criticano la società, ma questi sono problemi di Pagni, caro Elio, noi non possiamo entrarci. Vai. Allora, leggiamo una carrellata di messaggi. Se vogliamo salvarci ci vogliono giocatori che fanno la differenza. Grande Cosenza, Super Trinchero ed Occhiuzzi, siate positivi, così come lo è Franco. Buon pomeriggio, con l'arrivo di Trotta la squadra si avvantaggerà della sua esperienza e arriveranno le vittorie. Io rimango dell'idea che il Cosenza ha buoni giocatori, basta saperli valorizzare. Vedete come ha giocato. Trotta è una mezza punta, può garantire 7-8 gol, ma al suo fianco c'è bisogno di un bomber. Dispiace per Bittante, ma Romulo sarebbe l'ideale. Ciao a tutti, vorrei fare una domanda a mister Gagliardi. Non pensa che ci serve anche un esterno destro a centrocampo, dato che Bois non l'abbiamo mai visto giocare e l'altro è un giocatore di Serie D? Cosa ne pensi, mister? Vabbè, allora non vale lo deve ufficializzare oggi. Gerbo oggi è negativa la situazione, tutto è negativo. Anzi, non c'è niente di negativo. Io rispondo innanzitutto che Gerbo, se il Cosenza lo ufficializza, è l'esterno destro che cerca il Cosenza, niente da inventarsi. Poi in generale, Franco, a microfoni spenti ne abbiamo parlato. La classifica del Cosenza è il risultato di quello che è stato costruito ad agosto, nel senso si è puntato su alcune scommesse, una Falcone ha dato dei risultati eccellenti, pur non migliorando perché Perina non era stato un disastro, mentre altri purtroppo non hanno rispettato quelle che... Falcone è sempre uno dei migliori in campo, ha avuto 7-8 anche nelle ultime... Falcone al di là di ogni se non ci fosse stato lui, voglio dire, superfluo sembrerebbe già pronto per la Sampdoria. Se lo vogliamo vedere in doppia cifra Falcone. Sì, Falcone in doppia cifra. Il giocatore da doppia cifra, Falcone, nel senso che... È vero. Sì, ma perché al di là delle parate, Franco... Ma visto che mi stanno chiedendo gli highlights, vi chiedo scusa, vogliamo andare a vedere sia l'1-1 della Regina e lo 0-0 del Cosenza con le parate di Falcone? Però consentitemi, c'è stata anche un'altra gran bella parata di Perisan, portiere del Pordenone, su quelle battuta d'angolo di Baez e lo stacco di testa di Bittante. Linz alla stampa, Tesserra ha detto... Una partita che dovevamo vincere, noi abbiamo sbagliato il rigore, però potevamo perdere, perché se lì Perisan non si supera, Bittante fa gol. Allora andiamo a vedere gli highlights. Grazie Enzo Leonetti e grazie anche all'amico che dirige le camere, Michele Cava. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria casalinga per il Cosenza, che nell'ultima sfida del girone d'andata contro il Pordenone conquista il 6° pareggio stagionale al Marulla e sale a 17 punti in classifica. La squadra di Tesser parte subito forte e nei primi 45 minuti cerca in tutti i modi di portare a casa i 3 punti. Dopo un gol annullato per sospetta posizione di fuorigioco, il rigore di Dio che colpisce in pieno il palo. Poi a chiudere la prima parte di gara questo fallo di Corsi quasi allo scadere che gli costa il rosso diretto e costringe i padroni di casa a giocare in inferiorità numerica. Nella ripresa, nonostante l'uomo in meno, la squadra di Occhiuzzi prova a pungere al 12° miracolo di Perisan sul colpo di testa ravvicinato di Bittante. Botta e risposta del Pordenone che ha un'occasione ghiotta, ma sul filtrante di Zammarini non arriva nessun attaccante ospite. Poi sul destro potente di Baez, Perisan blocca in 2 tempi e sul diagonale di Carretta devia in angolo. È un super Falcone a salvare porta e risultato. Al 37° ci mette una pezza sul destro al volo di Butic e al 42° un altro grande intervento del numero 1 rossoblu su un colpo di testa angolato. A tempo scaduto gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Berra che commette fallo in scivolata su Baez. La sfida termina a reti inviolate e al giro di Boa serve macinare i punti per conquistare la tanto agoniata salvezza.
Finisce in parità anche la sfida del Benito Stirpe di Frosinone, un gol per tempo, la Regina apre le marcature con la rete di Foloruscio, poi è Tabanelli sul rigore a ristabilire la parità. A fine partita mister Baroni dice: speriamo arrivi qualcuno che ci dia una mano dal mercato, adesso c'è una settimana delicata, l'ultima del mercato invernale, vediamo cosa accade, sono fiducioso. E allora ringraziamo Anna Franchino che ci ha fornito questi highlights sia del Cosenza che della Regina, però per quanto riguarda il Cosenza ne arrivano tanti di messaggi anche sul mio personale, mi chiedono Dorazio è finito all'Ascoli, però insomma non è che Vera stia facendo meglio. La prima domanda io la devo fare, caro Francesco, è che ne arrivano tantissime. Mi vuoi rispondere, mister? Sì, ci dobbiamo ripetere. E poi mi dici due parole sulla... o vuoi iniziare dalla partita? No, ci dobbiamo ripetere perché abbiamo sottolineato anche questo. Forse non si è ambientato ancora Vera a Cosenza. Ma Vera ha 20 anni, Vera è un sudamericano e come tutti quelli che insomma vengono da quelle parti già soffrono di per sé. Poi se non hanno dietro le spalle un certo numero di partite è chiaro che ti aspetti che fanno un po' di fatica. Cioè con una posizione di classifica mi scrivono così, non si possono aspettare più i calciatori, che è finito un girone di andata, mi scrivono molti amici, molti tifosi e ormai il Cosenza non può più aspettare nessuno perché la classifica è quella che è. Vedi, l'immagine del gol della Regina, ce lo fanno rivedere. Vogliamo rivedere il gol di Foloruscio e Enzo Leonetti? Testimonia il fatto che nel calcio non conta tanto avere 1, 2, 3 o 4 attaccanti, conta come si attacca e come si arriva poi alla conclusione, perché la Regina presenta 4 giocatori in aria e Menezzi che prende palla e la mette dietro, ci sono 3 giocatori della Regina e poi Foloruscio arriva praticamente a quindi significa il progetto, quello che probabilmente è la motivazione delle mancate vittorie. Eccolo qua. Vedi? A rimorchio Foloruscio, piatto destro, gol. Con tutte e 3, con la porta completamente a disposizione di 3 giocatori. Detto questo, qual è il motivo? Uno dei motivi che il Cosenza, dopo la grande impresa della salvezza, è chiaro che è risaltato a tutti, quindi tutti sanno come gioca il Cosenza, sanno che si esalta in contropiede o nelle ripartenze e probabilmente in casa ti lasciano pochi spazi e il Cosenza un po' soffre. Quindi detto questo, la partita di ieri, iniziata diciamo benino, anche se poi la supremazia territoriale, il piano del gioco l'ha tenuto il Pordenone, pur non creando tantissimo nel primo tempo. A differenza del secondo, secondo me il Cosenza si è difeso bene perché ha indietreggiato la linea mediana con Tremolata e Baez a fare da interni e ha lasciato poco spazio nel centro del campo laddove il Pordenone aveva superiorità. Il povero Ba non poteva fare più di quello che ha fatto. No, il Ba per quelle che sono le sue caratteristiche è stato incommiabile, poi non si ci può chiedere di portare la croce e cantare. Quindi Francesco, allora sei d'accordo tu? Arrivano tanti un mare di messaggi, insomma, e vorrebbero vedere un po' di acquisti. Comunque diciamo che è arrivato Tremolata, è arrivato Trotta, è arrivato Gerbo, sta per arrivare, quindi la società sta per ufficializzarlo. Presumo che arriveranno almeno 2 esterni. Per quanto mi riguarda è un altro attaccante, poi non so Trinchera. Allora, quello che riuscirà a fare nell'ultimo... Secondo me il discorso è molto semplice. Se tu vai a fare oggi 7 operazioni di mercato... Come l'ha fatta la Regina? Te l'ha detto Giusva Branca. Penso che la Regina ne farà più di 7. Io sono convinto che farà più di 7 operazioni di mercato. Comunque se il Cosenza fa 7 operazioni di mercato significa che la prima fase del campionato è da cancellare totalmente dal punto di vista di costruzione. E meno male che Occhiuzzo ha fatto 17 punti. E meno male che dal punto di vista di impostazione di squadra qualcosa insomma si è riuscito. Francesco, ci vogliono 24 punti nel girone di ritorno. Si è riusciti a portare qui mi scrivono a quant'è la salvezza. Io dico che è un altro, che non posso pensare che Trinchera non conosca i giocatori. Il problema è che Trinchera non può andarsi a sedere al tavolo della trattativa con un giocatore che tu sai guadagnare certe cifre e proporgli un terzo di quello che guadagna per portarlo a Cosenza. Il discorso è questo, cioè io penso che Trinchera conosce Pettinari, però non puoi andare, faccio un esempio, Pettinari per tutti, non puoi andare da Pettinari e dire, senti Pettinari, puoi venire a Cosenza un terzo di quello che guadagni. Perché è inutile che ci giriamo intorno, è tutta una questione economica. Se si fanno operazioni di prestito a 6 mesi come Trotta, allora vuol dire che c'è una difficoltà sul mercato da parte del direttore sportivo a reperire dei giocatori. Ecco perché poi le scommesse di inizio stagione, la scommessa dell'anno scorso di Riviere, che come dicevamo prima col mister ti è andata bene,
Asensi è andata bene. Asensi è andata bene. Quest'anno hai voluto ripetere di nuovo le scommesse perché dal punto di vista economico non hai voluto investire, non hai voluto puntellare quella che era la squadra dell'anno scorso e ti ritrovi a gennaio a dover fare almeno 7 operazioni. Vediamo quello che succederà in settimana. Vai Stella, speriamo che finisca prima possibile questo calciomercato. Il 1° febbraio, quando ci ritroveremo, il calciomercato sarà finito. Sì. Quindi avremo il quadro completo di Cosenza e Reggina. Certo, Francesco, avevo una domanda per te. Non aver vinto mai in casa, secondo te, che significato ha per una squadra? Dal punto di Vai vista, a mettere praticamente... Dal punto di vista mentale penso che sia pesante, nel senso che non essere mai riusciti a sfruttare il fattore campo, anche se... Fattore campo voglio dire fattore senza campo pubblico. con la questione... Però io mi ricollego al discorso che faceva il mister prima, il Cosenza è una di quelle squadre che paradossalmente si esprime meglio fuori casa che in casa. Vero. Quando in casa è costretto a farla la partita, il Cosenza va in difficoltà, cioè, penso che le partite le abbiamo viste un po' tutti quanti, mentre quando può sfruttare il campo aperto, può sfruttare la ripartenza, come ad esempio anche a Monza nei minuti finali quando è entrato Tremolava. È un dato di fatto. È un dato di fatto questo, quindi lì poi ti risale sempre sul fatto della costruzione della squadra. Come vuoi giocare, che tipo di giocatori hai a disposizione, che tipo di squadra proponi di settimana in settimana, ecco che poi si arriva al dato che non vinci in casa, ma non vinci non perché non sai vincere, non vinci perché alcuni giocatori non hanno quelle caratteristiche che ti permettono di poter giocare un determinato tipo di partita quando gli altri si mettono a difesa della propria metà campo. Ok, Allora, grazie Stella. Francesco, vi interrompo un attimo, andiamo qualche secondo in pubblicità, non cambiate canale. Allora, terza ed ultima parte di Replay, 25 gennaio 2021. Stella, abbiamo Crotone in linea? Sì, dovremmo avere Claudia in linea, collegamento Skype. Claudia, ci sei? Buonasera Franco, Stella e tutti i tuoi Vediamo ospiti. se riusciamo a vederti, Claudia, perché metterci in contatto con Crotone diventa sempre difficoltoso. Sì, sì. Eccoci, vediamo. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Un saluto particolare a Francesco, permettimi di farlo. Eccolo qua, Francesco, sì, oggi è con noi, ospite graditissimo. Senti un po', Claudia, allora, io ho visto la partita del Crotone, insomma, tutto sommato, voglio dire... come dire, ha fatto quello che ha potuto, ho visto Benali che è ritornato dopo un po' di tempo dall'infortunio, ma questa ultima posizione in classifica, chi arriva, dacci le ultime da Crotone e poi parliamo anche del prossimo turno. Sì, Franco, diciamo che a Firenze il Crotone ha faticato tanto nel primo tempo, complice anche il fatto che mancava tanto il collante tra centrocampo e attacco, che poi nel secondo tempo, insomma, mettendo in campo Benali che non si rivedeva da diverso tempo, ma un po' tamponato la situazione. Poi insomma abbiamo visto che il Crotone ha accorciato le distanze con Simi, però insomma è stato, diciamo che il Crotone si è svegliato troppo tardi per riagguantare il risultato contro una Fiorentina che sulla carta insomma non ci dovrebbe essere storia. Poi sappiamo pure che la Fiorentina ha le sue difficoltà. Chiaramente al giro di boa i numeri sono spietati per il Crotone che ha solamente 12 punti, anche se insomma ci vorrà un'impresa e sarà ardua, però ricordiamo che nella stagione 2016-2017 il Crotone si è salvato avendo chiuso il giro di boa con appena 9 punti, per cui sappiamo che tutto è possibile, però servono rinforzi, Franco, servono rinforzi di qualità, serve un attaccante, un cecchino d'aria, insomma serve un centrocampista perché Cigarini ancora non si è visto, serve c'è fuori anche Molina, Rivière nuovamente è fuori per un affaticamento, Messias oggi l'ho visto che insomma ha avuto solo un trauma contusivo alla caviglia destra, per cui dovrebbe riuscire ad allenarsi nei prossimi giorni e quindi essere della gara per domenica, però chiaramente non puoi dipendere solamente da Messias, quindi servono rinforzi e l'ultimo
nome che sta circolando è quello di Tutino, che però insomma... Sì, Tutino che è un vecchio pallino del direttore Ursino. Sì, sportivo, sì, però insomma probabilmente rimarrà la Salernitana, anche se lì insomma ha sofferto parecchio il modulo tattico di Castori, per cui insomma è tutto da vedere in quest'ultima settimana. Ma c'è scoramento tra la tifoseria lì, l'ambiente com'è a Crotone, Claudia? Ma guarda Franco, nonostante tutto comunque qui il tifo ti lascia lavorare, si sa, sì, ci sono le lamentele, come no, è normale che sia all'ultimo posto con 12 punti, solamente 3 vittorie. Però c'è Crotone-Genoa prossimamente, Sì, domenica pomeriggio qui all'uscita. È chiaro che è un altro scontro diretto e devi vincere, anche se ieri il Genoa ha battuto il Cagliari con un gol di destro, per cui è chiaro che sarà un'altra battaglia, però sono queste quelle in teoria alla tua portata, che devi portare a casa per poter sperare in un girone di andata di spessore, perché insomma io facendo qualche calcolo, la quota salvezza in teoria è tra 38 e 40 punti, ne devi fare più del doppio di quello che hai fatto nel girone d'andata, quindi l'impresa è ardua, però chiaramente con i giusti innesti, che so bene che la dirigenza sta faticando anche a portare, perché chiaramente ho sentito Ursino, Sky, ho sentito proprio Peppo Ursino l'altro giorno a Sky, diceva in Serie B no, venivano a piedi i giocatori, ora in Serie A naturalmente ci sono un po' di problemi. Sì, grazie Claudia, Claudia per essere stata con noi, perché il tempo stringe. In bocca al lupo per Crotone e Genoa, saluti agli amici di Crotone, grazie. Allora Francesco Pirillo mi scrive sempre Rio Principato e mi fa una domanda e mi dice: domanda all'amico Pirillo se a gennaio i giocatori vengono, perché il signor Trinchera non li prende a luglio? Punto di domanda? No, perché a luglio ci sono anche altre dinamiche, nel senso che a luglio alcuni giocatori pensano o sperano di poter strappare di più dal punto di vista economico, oppure pensano, sperano nelle squadre dove si trovano di poter trovare più spazio. È normale che, facciamo un esempio, un giocatore come Tremolada, che si sta dimostrando un giocatore tecnicamente valido, al di sopra della media della rosa attuale, viene a Cosenza perché a Pordenone non trova spazio. Stella. Ecco perché poi le spiegazioni del perché, anche perché poi le trattative fatte a luglio sono totalmente diverse dalle trattative fatte a gennaio. Stella, vai con i messaggi, perché mi arriva da Padova una notizia: Abittante purtroppo è out per il ginocchio, si riapre Fazzi Cosenza. Allora vado subito a leggere questa notizia che è arrivata da Triveneto, in questo momento gol, l'infortunio di Luca Abittante apre uno scenario diverso per l'ultima settimana di mercato. Sono ripresi infatti i contatti tra l'agente di Nicolò Fazzi e il direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera. Sulla lista di quest'ultimo anche altri nomi, per cui non è automatico né certo che si arriva a una soluzione condivisa con l'esterno del Padova. Quindi è aperta Fazzi Cosenza, grazie per Giorgio Giorno anche a lui. Vai Stella. Sì, prima di leggere dei messaggi volevo salutare il gruppo Facebook Noi Calabresi che sì, con l'amministratore e il giornalista Salvatore Baronelli, perché sono più di 6.000 calabresi in giro per tutto il mondo, chi è emigrato, chi vive al nord per lavoro, che ogni tanto ci seguono in streaming attraverso il nostro sito online. Quindi vi ringrazio e vi salutiamo con tanto affetto. Allora, vado a leggere qualche messaggio. Allora, buon pomeriggio, una domanda tecnica a mister Gagliardi. Con l'arrivo di Tremolada, Baez potrebbe giocare secondo te a sinistra, Trotta al centro e Carretta a destra? Ammesso che rimangano Baez e Carretta, perché arrivano notizie che uno dei due potrebbe andare via. Poi seguiremo, dicevo, gli sviluppi del calciomercato. Va. Certo. Mister, cosa rispondiamo a questo telespettatore? La risposta è tanto banale quanto vera, nel senso che i buoni giocatori ben vengano e possono giocare a condizione che si sacrificano l'uno per l'altro. Guarda, il primo tempo di ieri testimonia un fatto: il Cosenza ha rischiato più il primo tempo, quando la partita era 11 contro 11, o comunque ha sofferto più che ha rischiato, perché secondo me c'era uno scollamento tra il centrocampo e l'attacco, proprio perché Tremolada, non essendo ancora in condizione nella fase di non possesso, non rientrava come dovrebbe. Invece il secondo tempo, quando si è abbassata sulla linea dei centrocampisti, la squadra ha rischiato poco, nulla, o comunque ha dato anche pensiero nella fase di ripartenza. Pertanto ben vengano i giocatori di qualità che il calcio e il Cosenza ne hanno bisogno.
Giocatori di qualità li stiamo aspettando, come li stanno aspettando anche a Reggio. Allora Francesco, ci sono anche altre domande. Vediamo un attimino, il Cosenza ricerca anche di un esterno dopo che ha avuto problemi Luca Bittante, si parla di Fazzi. Quindi chiaramente Trinchera è impegnato anche in altre operazioni di mercato, però in uscita c'è qualche altro giocatore, no? Probabilmente lasceranno, non lo so, se Petre andrà via, Gliozzi andrà via, insomma, un po' di movimenti ci sono. Ma Bois o Gioco deve andare via? Bravo, Bois lo stesso della Roma, o Gioco deve andare via, ha ragione il mister, non lo so, poi Occhiuzzi che salutiamo, come praticamente si determinerà. Perché ma non per Occhiuzzi, per il ragazzo, perché non ha senso. Penso che prima di mandare via qualcuno, vista anche i numeri a disposizione della rosa, si aspetta che arrivi qualcuno, perché mandare via un giocatore e poi magari non arriva nessuno, ti trovi con un doppio problema. Come è successo con Bruccini, no? Ti trovi col doppio problema a quel punto, cioè non hai quello che avevi prima, per di più non sei riuscito a coprire ma io sono d'accordo con quello che diceva prima Franco, scusami. Prego, mister. Che probabilmente si doveva fare un sacrificio in anticipo nella settimana, perché si doveva ovviare a queste assenze, si doveva avviare alla partenza di Bruccini e c'era bisogno di una partita. Ma se non ci voleva stare dovevi comunque avere un piano B. Un piano B dovevi averlo. Voglio dire, dal momento in cui hai una cosa, diciamo, anche atipica, nel senso che 3 squalificati nello stesso reparto. È atipica, però è capitato. Come è capitato Corsi, che è stato, come dicevamo all'inizio, diciamo, adattato al centrocampo, anche se lui 8 anni fa, quando arrivò dall'Aprilia, mi pare, giocava a mezzala, è stato messo in mezzo al campo e guarda caso si becca un rosso, cioè è capitato di tutto e di più. Perché è capitato anche il discorso del VAR. Parliamo di Serie B però, Franco. Mi scrivono del VAR che il Presidente Guaracci ha ragione sul VAR, ha ragione perché intanto il gol, dobbiamo essere onesti, del Pordenone era gol, perché lo tocca con la punta vera, quindi lo rimette in gioco, quindi il VAR avrebbe convalidato il gol, non avrebbe concesso il calcio di rigore perché il rigore non c'era, ecco perché il VAR, e lo sostengono in tanti. I presidenti, questa è la cosa che poi mi chiedo, lo sanno che il VAR 250 è tutto a carico della società, dai 250 ai 300.000 euro a società. È facile chiedere il VAR, però il VAR è tutto a carico della società. Francesco, si parla di 250 300.000 euro a società. A società, perché io l'ho visto il VAR a Crotone, a Ferrara, no, l'ho visto a Ferrara quando c'è stato un corso formativo alla SPA. Sì. Significa mettere praticamente 18 telecamere intorno al campo. In più andare a garantire una regia mobile e una regia fissa dentro gli spogliatoi e tutto. Perciò ha dei costi, Quindi ha dei costi il VAR, non è sì, ma magari chiedere il VAR. È un modo per distogliere un po' l'attenzione da quella che invece poi è la cosa che più conta. Ma c'è molto pessimismo tra la tifoseria, come mai? È naturale perché, Franco, la mancata vittoria in casa è quella che manca più di ogni altra cosa a tutti, presumo, a partire da Occhiuzzi stesso, che secondo me non ci dormirà la notte per quanto ci tiene. Guardiamo la classifica e pensiamo che non siamo a 10 punti dalla salvezza, siamo in un calderone con altre 7-8 squadre e ci giochiamo il campionato che dobbiamo fare, Franco, perché dobbiamo dire le cose come stanno. Non è che il Cosenza doveva lottare per i playoff, il Cosenza doveva fare un campionato di sofferenza come sta facendo, cercando di salvarsi il prima possibile, ma se non l'hai fatti i sacrifici è chiaro che adesso li devi fare in campo. Mister, mi chiedono a te e a Francesco a quanti punti quest'anno, visto che praticamente il campionato è abbastanza livellato, quanti punti occorrono per la media salvezza? Io dico, vabbè, intorno ai 40-42, questa è la forbice? Non c'è dubbio, a 40 ti salvi secondo me. 40-41? Sì, perché quindi il Cosenza dovrebbe farne 24-25 nel giro di ritorno? Esatto. Io dico che più che pensare ad una media salvezza c'è da pensare a come inserire il prima possibile i nuovi arrivi all'interno dello scacchiere tattico, perché poi non dimentichiamoci che non è facile poi andare a trovare il posto giusto a determinati giocatori quando si è in corsa, quando ci si può allenare, a singhiozzo, oppure quando poi sei costretto a fare il risultato. Ecco perché probabilmente il periodo migliore per fare le prime operazioni di mercato importanti, come diceva pure il mister, era quello subito dopo l'ultima partita. Non il 25, il 26, il 27 e il 28 di gennaio, dici tu. Quando tu sai che Bruccini va via appena apre il mercato, cioè i primi di gennaio, già dovevi sostituirlo. Se già pensi che ti serve un attaccante
già devi metterlo a disposizione del tecnico per quando riprendi gli allenamenti nella pausa post-natalizia. Post-pausa, ho capito. Stella, allora abbiamo un po' di minuti ancora. Abbiamo 2 messaggi positivi. Non capisco questo allarmismo sulla classifica del Cosenza. Abbiamo a disposizione 19 incontri ancora da disputare. Quindi, e stiamo facendo ancora mercato, quindi non c'è da preoccuparci. Senza Falcone ci ritroveremo con 2 o 3 punti, ma per contro, se ci fosse, meno? Sì, se ci fosse stato un bomber di razza avremmo 7-8 punti in più. Sì, giustamente parla di Falcone, se ci fosse stato un attaccante avremmo avuto qualche altro punto in più. Visto che a questo punto molti tifosi sono in malafede, ricordiamoci, anzi ricordatevi il miracolo del portiere del Monza su Sciarrino, ricordatevi il miracolo del portiere Scusami, non abbiamo capito. Su Sciaudone voleva scrivere, ha scritto Sciarrino. Ricordatevi il miracolo del portiere dell'Ene Zia su Sueva, o dite tutto o niente. 40 punti è un messaggio. È scritto un po' maluccio in italiano. Maluccio. Chi è questo qui? Sì. Non riesco a capirlo io. Parla del Venezia quando con Parla Sueva, del Venezia. Quando Sueva col Venezia, o magari anche Sacco. Ricordiamo anche Sacco, quel bel contropiede a questo amico che non so, però ripeto, forse è scritto un po', non lo so. È scritto un po' male. Per carità di Dio, noi ricordiamo tutti gli episodi, ricordiamo quello di Sueva, ricordiamo quello di Sacco che ha avuto quella bellissima palla davanti al portiere. Insomma, il Cosenza di palle gol ne ha sviluppate tante, purtroppo non è riuscita a concretizzare. Se non sbaglio, Baez a Reggio Emilia. Il Baez, esatto, con la Reggiana. Il verbo che usa sempre Occhiuzzo è concretizzare e non finalizzare. E allora, niente, Stella ha letto questi ultimi messaggi. Insomma, l'attenzione, Franco, non si deve... È giusto che i tifosi facciano le loro osservazioni, ma io presumo che leggiamo tutto. Gli addetti ai lavori, quindi Occhiuzzi, Trinchero, il Presidente, dovranno guardare quello che il Cosenza ha fatto, quello che necessita e quello che dovrà fare. È chiaro che immaginare che si possa stravolgere una classifica alla fine del girone d'andata può succedere come è successo allo Spezia l'anno scorso, ma sono situazioni, insomma, non prevedibili oggi. Il Cosenza ha la classifica che merita. Gli errori si fanno a favore e contro, quindi questo modo di vedere il calcio secondo me non deve far parte del Cosenza, perché poi, come hai detto tu, hai evidenziato tu, il gol era gol, il rigore non era rigore. Pertanto, voglio dire, vediamo che alla fine la bilancia sarà sempre uguale. Poi si compensano gli errori. Esatto. Francesco, allora hai visto quanti messaggi sono arrivati? Andiamo in Serie C, andiamo a vedere. Sì, volevo solo da Francesco capire che momento vive l'ambiente cosentino e poi andiamo subito a vedere la Serie C. Secondo me è ovvio che numeri alla mano vivi una situazione di preoccupazione, no? Anche perché l'altro giorno ho visto uno striscione davanti allo store del Cosenza Calcio, quindi questo fa capire anche la preoccupazione che ha il tifoso di perdere questa Serie B arrivata dopo tantissimi anni. Dall'altra parte però ci deve essere, perché c'è un girone di ritorno a disposizione. 19 partite. Ci deve essere assolutamente la consapevolezza che se il mercato si chiuderà con gli innesti giusti, il Cosenza ha, secondo me, le carte in regola per, è ovvio, per giocarsela alla pari delle altre. Ma io penso che se la giocherà come se l'è giocata poi l'anno scorso sicuramente, insomma, perché Tremolada è di qualità, Trotto è di qualità, Gerbo è di qualità, vedremo poi da qui alla fine del mercato. Ringraziamo anche Vincenza Gallo, il 31 chiuderà i battenti il calciomercato. Io mi riferivo al fatto che noi giorno 1 saremo qui, avremo poi un consuntivo, un bilancio di quello che sarà stato il Cosenza deve vincere la prima partita in casa giocando male, Franco, e vincerà la prima partita in casa giocando male e darà quella adrenalina in più. Vedrai. Per l'esperienza che hai. Sì, perché è così il calcio. Al Cosenza manca quel famoso dettaglio a favore in casa, dove riesci con il classico tiro sporco, il rigore, la punizione, e giocando bene purtroppo non è arrivata la vittoria. Stella, allora vogliamo andare alla Serie C a vedere quello che è successo? Chiediamo alla regia un attimo i risultati della classifica di Serie C, se può mandarli in sovraimpressione. Così salutiamo gli amici appunto di Vibo e di Catanzaro che hanno le squadre in Serie C. Vai! Ok, Bari Francavilla 4-1, Bisceglie Foggia 0-0, Catanzaro Potenza 1-0, Monopoli Juve Stabia 4-2, Paganese Catania rinviata. Per impraticabilità di campo. Esatto.
Palermo-Teramo 1-1, Turris-Avellino 0-2, Vibonese-Cavese 1-1, Viterbese-Ternana 0-1. Ha riposato la Casertana. Andiamo a vedere la classifica di Serie C. Al comando c'è sempre la Ternana, vai. Al comando troviamo la Ternana con 49 punti, a seguire Bari 41, Avellino 34, Catanzaro 31, Catania 30, Teramo Foggia 29 punti, Turris 27, Palermo 25, Juve Stabia 23, Vibonese Francavilla 22, Casertana 21, Monopoli 20, Viterbese 18, Potenza 16, Bisceglie 15, Paganesi 12, chiude la classifica Cavese con 9 punti. Stella, hai preparato una domanda, mi dicevi, per Francesco Pirillo e per il mister. Sì, la vogliamo fare? Sì, certo. Allora, mister Gagliardi, Catanzaro quarto posto in classifica con 31 punti ed una partita da recuperare. Quale il bilancio, secondo te, della squadra giallorossa? Sicuramente positivo, allenata da un buon allenatore, anzi prevedo ancora meglio per il futuro, e sta facendo meglio rispetto agli altri anni dove le aspettative erano nettamente superiori. Ancora di più devo fare i complimenti alla Vibonese perché sta andando oltre le righe. Ricordiamo che è partito un po' in ritardo, ha rivoluzionato un po' la squadra, un nuovo direttore sportivo dopo tanti anni. C'è Massimo Cerri a Catanzaro, che salutiamo. Sì, la stessa cosa a Vibo, c'è stato questo cambiamento che ha prodotto c'è Condò, che è stato pure a Cosenza. C'è Condò, Gigi Condò, due direttori sportivi. Si sta tenendo sempre fuori la classica classifica di retrocessione, che è il campionato che la Vibonese deve fare. Francesco invece un bilancio sulla Vibonese che con 22 punti in classifica si trova ad una sola lunghezza dei playoff. La Vibonese, come diceva pure il mister prima, sta ricalcando quello che è il campionato che si era... Salutiamo pure Gigi Condò, il direttore sportivo che hanno cambiato allenatore, hanno cambiato direttore sportivo, ha lasciato Beccaria dopo tanti anni, quindi c'era qualche dubbio magari a inizio stagione, però penso che ancora una volta hanno azzeccato tutte le scelte e stanno andando in linea con quelli che poi sono i programmi della Vibonese. Stella, allora chiamiamoci dalla regia il prossimo turno nella Serie B. Abbiamo già anticipato il discorso con Giusva Branca perché il posticipo di lunedì prossimo sarà una gran bella partita. Regina Salernitana, mentre il Cosenza giocherà sabato alle ore 14 in trasferta. Allora andiamo a vedere tutto. Sì, andiamo a vedere la 20ª giornata di campionato di Serie BKT. Venerdì 29 gennaio troveremo in campo Vicenza-Venezia alle ore 21. Sabato 30 gennaio Ascoli-Brescia alle 14, Empoli-Frosinone, Pordenone-Lecce e Virtus Entella-Cosenza anche alle 14, Pisa-Reggiana alle 16. Domenica 31 gennaio troveremo in campo Chievo-Pescara alle 15, Spal-Monza alle 16, Cittadella-Cremonese alle 21. Lunedì 1 febbraio, come già anticipato Franco, troveremo in campo Regina-Salernitana alle ore 21. Allora, sabato alle 14 questo Virtus Entella-Cosenza, c'è il nostro amico Vivarini, ha giocato a Cosenza qui negli anni 70-80 se non ricordo male. Io ho visto l'Entella contro il Pisa e devo dire, amici che ci seguite da casa, che ho ricavato una gran bella impressione di questa formazione che nel primo tempo ha avuto difficoltà sotto una pioggia battente contro il Pisa. Nel secondo tempo invece è riuscita a ribaltare quell'1-0 iniziale e ha vinto per 2-1. Non so se mister Gagliardi ha visto la partita, ma l'Entella mi ha fatto una buona impressione. Sì, ho visto le immagini, ho visto anche l'altra volta che aveva fatto una buona prestazione. Cioè Vivarini è riuscito a trovare un po' di idee di gioco? Sì, Vivarini ha portato la semplice, quella boccata di ossigeno e di novità, poco dal punto di vista tattico perché continua a giocare con un 4-3-1-2 così come faceva il precedente allenatore, però motivati quei giocatori là davanti, soprattutto che sono rapidi, veloci, hanno dato qualcosa in più che prima probabilmente non avevano dato. Con il Pisa hanno sofferto il giusto perché è una squadra che abbiamo visto che insomma fuori casa poi crea grattacapi a tutti e hanno portato a casa un risultato importantissimo. Francesco, tu... A conferma del fatto che questo è un campionato dove non ci sarà né il Livorno di turno né la Juve Stabia che si è suicidata. Quindi con le ultime 6 partite lo scorso anno. Però io ho visto due giocatori della Juve Stabia, consentimi, che erano in panchina, voglio dire, per tirare un po' il fiato, ma si chiamano Calò e Mallamo.
Esatto, non esatto. dico altro. Francesco Pirillo, Virtus Entella Cosenza, una battuta? Ma serve la partita sporca che diceva prima il mister. Se il Cosenza riesce a fare la partita sporca e portare a casa i 3 punti, può essere la partita della svolta, anche perché poi alla fine si tratta di una sorta anche di scontro diretto. E allora ricordiamo pure di questa partita Regina-Salernitana. La Salernitana sta cambiando pure tantissimo, mezza Lazio si è presa. La Salernitana ha 2 squadre. Io ieri vedendo le immagini e vedendo che Tutino in panchina, ha fatto citazione prima, ma anche lo stesso Lopez, ha fuori da tanto tempo quello che secondo me l'anno scorso è stato il più forte esterno del campionato, che è Lombardi, che è infortunato. È infortunato, quindi ha una rosa abbastanza... Mezza Lazio, ti dice, adesso ha preso un giocatore ultimo della Lazio, esatto, che l'ha voluto Castori. E probabilmente qualcosa in uscita si farà, perché anche quel famoso Giannetti di cui si è parlato tanto a Cosenza, ex Cagliari, guarda, non ha spazio, lo darà sicuro la Salernitana. Francesco, siamo in chiusura, Regina Salernitana? Ma la Regina Salernitana è la partita della grande delusione per la Regina e probabilmente della squadra che vincerà secondo me il campionato per quanto riguarda la Salernitana. Voglio vedere poi Lotito come le gestirà l'anno prossimo 2 squadre. O a chi la darà. Ammesso che vada in Serie A. Ammesso. Stella, a te. Io penso che ci andrà. Sì, allora vi ringraziamo per averci seguito anche oggi, vi ricordiamo la nostra replica questa sera alle ore 23, invece in live ci ritroviamo lunedì 1 febbraio. Per la trasmissione ringraziamo Franco Segreto, il nostro coordinatore, mister Gagliardi e Francesco Pirillo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Grazie, grazie. Arrivederci.